Molti hanno contestato questo tipo di scelta non perché non fossero d'accordo, ma perché ci dicevano non ci riuscirete. Ecco, stiamo cominciando a riuscirci e quindi credo che questa sia la soddisfazione per tutti. Operative dal 1° dicembre, le 3 case di comunità di Cividale, Gemona e Udine sono state inaugurate ufficialmente con la visita dell'assessore Riccardi, che ha sottolineato come le 3 strutture siano partite in anticipo rispetto alla previsione di apertura del 2026 e quanto siano importanti per sgravare i reparti di pronto soccorso. Cambia che queste strutture ci consentiranno di scomporre il bisogno, e in particolare nei flussi, nei confronti della pressione del sistema dell'emergenza e dell'urgenza. Sono strutture che garantiranno la presenza del medico 7 giorni a settimana, 24 ore al giorno, ovviamente però per un bisogno che è un bisogno non acuto. Quindi tutta l'attività ambulatoriale è tutto un lavoro che dà corpo a quella cosa sulla quale si è parlato per molti anni, che è la sanità territoriale, che dovrebbe riuscire ad alleggerire i pesi che noi oggi governiamo all'interno delle strutture ospedaliere. A Udine, la casa di comunità presso il distretto sanitario di via San Valentino diviene anche la sede della Guardia Medica. Il punto di guardia medica di continuità assistenziale presente a Gervasutta è stato spostato presso questo distretto proprio per dare continuità all'assistenza dei nostri cittadini. Questo insomma è un traguardo. Entro giugno 2026 l'obiettivo è quello di portare a termine tutti gli altri. Quasi tutte, siamo un po' in difficoltà su alcune, sicuramente la maggior parte delle case della comunità dovremo attivare entro giugno 2026. Noi sappiamo che l'80% delle ricoveri di pronto soccorso non è appropriato, questo può essere un grande punto di svolta perché possiamo finalmente disintasare i pronti soccorso e finalmente diamo un servizio più celere e alla fine più efficace.